La nostra Costituzione è un testamento, una sorta di testamento per i giovani. I suoi articoli contengono dei valori che i ragazzi devono conoscere. Assolutamente sì, infatti la scuola nell'anniversario della nascita della Costituzione, nel 70° anniversario della nascita della Costituzione, ha voluto promuovere questo progetto chiamato Una Carta sempre giovane, proprio anche per sottolineare la valenza attuale di della Carta Costituzionale e dei suoi articoli. E ha fondato questo progetto impermeandolo su 5 grandi tematiche: Costituzione e salute, Costituzione e educazione alla legalità, Costituzione e promozione dei valori fondanti come il pluralismo culturale, la legalità, la promozione all'educazione permanente dei giovani. Ecco, ci sono state delle domande che hanno stimolato il dibattito da parte dei ragazzi, ovviamente? I ragazzi sono stati davvero coinvolti in questo progetto e loro, nel momento in cui si sono lasciati coinvolgere non solo dai docenti che li hanno evidentemente preparati prima di ogni intervento, si sono creati davvero dei momenti di grande espressione culturale. I ragazzi hanno dato modo di far capire quanto loro erano interessati a queste tematiche. Preside, lei da Roma ha ricevuto un messaggio. Abbiamo invitato il Presidente della Repubblica, intanto l'abbiamo messo a conoscenza di questa nostra iniziativa e il Presidente ci ha pregiato, ci ha mandato un messaggio, una lettera che purtroppo è arrivata poi a conclusione del percorso, però è arrivata e veramente è un atto di stima. Un attestato che ovviamente è di valore per lei. Sicuramente, non solo per me ma anche per i ragazzi. Ripassare la Costituzione italiana serve ai ragazzi per indirizzarli sulla strada da percorrere, sulla giusta strada? Sicuramente sì. E in questo senso credo che sia veramente lodevole l'iniziativa di questa scuola diretta in maniera esemplare dalla dirigente scolastico, dottoressa Limbrici, e credo che sia stato importante il percorso che abbiamo svolto in questo anno scolastico, che è l'anno del 70° dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Certo, ai ragazzi bisogna dare l'opportunità di studiare, di conoscere, di divulgare, ma soprattutto di amare la nostra Carta Costituzionale. Editoria e Costituzione nel corso del progetto Medinova è stata presente. Sì, io ringrazio la scuola, la direttrice per questo coinvolgimento. Quella dell'informazione e poi della cultura è un diritto di tipo costituzionale e con i ragazzi abbiamo affrontato tutta questa tematica cercando di far capire il senso, il significato, il valore dell'informazione corretta e nello stesso tempo di ciò che la cultura può portare in senso di crescita sociale generale.